Accolto il patteggiamento a 3 anni e mezzo per l'agente di polizia che nel maggio del 2022 a Paese, in stato di ebbrezza al volante, travolse e uccise il 17enne Davide Pavan. I parenti della vittima, amarezza, decisione ingiusta, mezz'ora di faccia a faccia tra le due famiglie. Pomeriggio di tensione a Cessalto, dove un 55enne di San Donà ha minacciato di togliersi la vita sdraiandosi all'altezza della rotatoria di Via Roma. Una 17enne di Borso del Grappa, ferita in un pauroso incidente avvenuto ieri sera in Paese in sella allo scooter, è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale. Il presidente dell'ente Palio di Montebelluna, aggredito allo stand da un ventenne alterato che voleva della birra, al rifiuto l'ha preso a calci e pugni. Ore contate per gli autori della razzia alla pesca di beneficenza di San Polo di Piave che ha indignato il paese. Almeno in 3 sono stati ripresi dalle telecamere. Appello del sindaco. Pronto a ricorrere alle vie legali per tutelare il buon nome di Mom, così Giacomo con la donna di fronte al libro denuncia di un ex autista, Momopoli, il titolo. A San Fiora l'ultimo saluto all'imprenditore Maurizio Raccanello, morto domenica durante un'escursione. Non viviamo la vita da spettatori, ha detto il parroco. Lutto al collegio Astori di Mogliano, è morto 87 anni Don Franco Strazzabosco, storico insegnante dell'istituto, il sindaco una figura che mancherà a tutti. Nuovo Pendeghi alla base di Strana per il 51esimo stormo nel calendario di celebrazioni per il centenario dell'aeronautica, una festa che ha portato 40.000 visitatori ad avvicinarsi a chi oggi lavora per garantire la sicurezza dei cieli NATO. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. La cronaca giudiziaria in primo piano per questo telegiornale di Treviso. Torniamo alla tragedia di Paese poco più di un anno fa, quando Samuel Seno, un poliziotto travolse e uccise il 17enne Davide Pavan, che era in sella al suo scooter e stava rientrando a casa. Oggi il patteggiamento è stato accolto a 3 anni e mezzo in tribunale l'incontro tra i genitori dei 2 ragazzi. Chiusi in un'aula del Tribunale di Treviso, i genitori di Davide Pavan e il 17enne travolto ed ucciso l'8 maggio 2022 a Paese hanno voluto incontrare il responsabile della tragedia, Samuel Seno, 31 anni. 25 interminabili minuti, colmi di dolore e di emozioni. Le lacrime della mamma che per la prima volta si è trovata faccia a faccia con il 31enne poliziotto che quella sera ha invaso la carreggiata finendo contro lo scooter del figlio. Un tasso alcolemico di 1,26 grammi per litro. L'udienza è terminata con il patteggiamento a 3 anni e 6 mesi, l'amarezza e la delusione della famiglia della giovane vittima. Siamo amareggiati per l'esito dell'udienza odierna perché riteniamo che la pena che sia stata comminata al signor Seno sia assolutamente troppo bassa rispetto alla gravità del fatto. Si sarebbe aspettati una pena decisamente più alta e con delle conseguenze anche dal livello di reclusione nei confronti del signor Seno, cosa che non è avvenuta. Sono stati momenti difficili, di dolore ma anche di tensione in tribunale. Samuel Seno è arrivato in aula accompagnato dal padre, soddisfatti gli avvocati che hanno difeso il 31enne. È una pena giusta tenuto conto che siamo in presenza di un incidente stradale e quindi di un reato di natura colposa. Quindi direi che è stata equa la sentenza. Al termine dell'incontro con i genitori di Davide, ci spiega l'avvocato Capraro, Samuel era molto commosso ed emozionato. Si chiude solo una parte della fase processuale. Adesso ci sarà verrà messo un ordine di carcerazione perché la pena condizionale arriva fino a 2 anni. Poi verrà portata davanti al tribunale di sorveglianza e vediamo di evitarli qualunque giorno di carcere, insomma, ecco. Samuel è un poliziotto ed ora partirà anche un'azione disciplinare da parte della questura. Una volta che la sentenza passata in giudicata nel procedimento penale, come in questo caso fra un po', e verrà comunicata alla questura, la questura inizierà immediatamente il procedimento disciplinare nei confronti di Seno Samuel. Di questo lui ne è consapevole e affronterà quello che l'amministrazione prevederà per lui, naturalmente. Una tragedia che aveva colpito le comunità, quella di Morgano dove abitava Davide e quella di Paese dove è avvenuto l'incidente. Una tragedia che ha distrutto più famiglie, un dolore, quello della mamma e del papà di Davide, che mai potrà essere alleviato.
Pomeriggio di tensione a Cessalto, dove un uomo ha minacciato di togliersi la vita sdraiandosi all'altezza della rotatoria di via Roma. Si tratta di un 55enne di San Donà di Piave, già noto per disordini simili anche nel recente passato. L'alcol avrebbe deteriorato una situazione psicologica già delicata. Parlava di una donna, una presunta fidanzata probabilmente inesistente. Sul posto, per far desistere l'uomo, sono intervenuti gli uomini della polizia locale, i carabinieri, il sindaco Crosato, il parroco Don Mauro. Alla fine di una lunga trattativa è stato fatto salire in ambulanza, e questo in un pomeriggio di traffico pesantissimo, visto l'incidente in autostrada a 200 metri dal casello proprio di Cessalto in direzione Trieste, con lo scontro tra mezzi pesanti. Il tratto della 4 è stato chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso e lo vedete dalle immagini, ci sono state delle ripercussioni sulla viabilità interna. Un tir è rimasto incastrato in via Vela nella frazione di Sant'Anastasio sotto al viadotto. Con la chiusura della 4 nel tratto interessato dall'incidente, tanti gli autisti e automobilisti che hanno attivato il navigatore satellitare. Questo quindi uno degli esiti. È stato un pomeriggio pesante, adesso l'emergenza è rientrata, dice il primo cittadino Crosato, che ringrazia forze dell'ordine e Autostrade Alto Adriatico per la collaborazione fondamentale. Dice è stato il ruolo di Don Mauro, soprattutto per far desistere il 55enne di San Donà di Piave dall'intento di togliersi la vita. E rimaniamo sulle strade della Marca trevigiana. Ieri sera una 17enne di Borso del Grappa è rimasta ferita in un pauroso incidente stradale. Una giovanissima di Borso del Grappa è ricoverata in gravi condizioni al Caffoncello in seguito a un pauroso incidente stradale avvenuto nel corso della serata di ieri nel centro del paese. Si tratta di una minorenne del posto che era in sella a uno scooter quando ha perso il controllo del motorino ed è caduta a terra volando per diversi metri sull'asfalto. Secondo le prime informazioni, la ragazza sarebbe andata a sbattere contro un muro e sarebbe stata sbalzata di sella facendo un volo di una ventina di metri. La 17enne ha battuto la testa e ha perso i sensi. Sul posto è accorso un mezzo del SUEM di Pedemontana Emergenza che ha stabilizzato la giovane e l'ha affidata all'elisoccorso per il trasporto a Treviso. La prognosi rimane riservata. A Borso è giunta anche una pattuglia della stradale di Vittorio Veneto per gli approfondimenti di rito. La dinamica infatti non è ancora stata chiarita, come pure eventuali responsabilità nella vicenda. E c'è stato un incidente nel pomeriggio di oggi anche a Paese. Un camion che stava transitando sulla rotonda che da Paese va verso Quinto, nell'affrontare la curva ha perso il carico. La zona è stata bloccata al transito delle auto. Nessuna persona è rimasta fortunatamente ferita, ma la viabilità è rimasta paralizzata per ore, creando non pochi problemi alla circolazione delle auto. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e i vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per recuperare il carico e rimuovere il mezzo pesante. Così dunque la giornata, una giornata davvero difficile sulle strade della Marca trevigiana. E noi adesso andiamo a Montebelluna per raccontarvi di un'aggressione, quella ai danni del presidente dell'ente Palio Nicola Palumbo. A raccontarla è lui stesso. Il fatto di essere aggrediti non è mai una cosa bella, specie se poi sono mesi che pensi a una manifestazione, la organizzi, dai il massimo in quei giorni, e viene anche bene, devo dire, perché poi siamo stati veramente sommersi da tanta gente che ci ha voluto bene. E il finale è stato un finale amaro dal punto di vista, perché voglio dire, cosa pensi di ottenere picchiandomi? Picchiato da un giovane di poco più di 20 anni, già alterato, che lunedì notte si è presentato allo stand del Palio di Montebelluna per chiedere della birra, al rifiuto del presidente Nicola Palumbo, che dopo le 2 del mattino, anche avendola avuta la birra, non avrebbe potuto somministrargliela, è scattata la violenza. Lui è andato subito in escandescenza, ha iniziato a urlare, insultare, usare parole forti, offendere. Dopo un po' gli ho detto: sentimi, è inutile che stai qua a offendere, vai via perché è inutile che insisti, non è che offendendo la birra arriva, non ne ho più. E a quel punto si è avvicinato a tanto così dalla mia faccia. Prima mi ha dato un pugno e poi un calcio, il pugno sul lato del torace, sul costato, e il calcio sulla gamba. Sono andato poi al pronto soccorso a farmi controllare. Una prognosi comunque tutto sommato di 8 giorni, quindi nulla di infinito, solo contusioni, no
fratture, questa è una cosa positiva. 8 giorni di prognosi per Palumbo, che è comunque ritornato subito al lavoro. Ieri mi è arrivata una foto, ho trovato una foto nei social, me l'hanno mandata, ho detto ma è lui, e quindi oggi sono andato a fare querela presso il comando del Carabinieri di Montebelluna insieme al referto medico. Una violenza scaturita senza motivo, se non l'alterazione del ragazzo. Palumbo, di fronte a un sincero pentimento, si dice disposto anche a ritirare la querela. In cambio magari di qualche ora, di qualche mese anche di volontariato, in modo da comprendere la nostra fatica, in una delle tante associazioni di Montebelluna sei anche a disposizione per togliere la querela. Però ci deve essere un pentimento vero e un impegno vero a lavorare per le tantissime realtà associative che abbiamo nella nostra città. Torniamo alla vera e propria razzia che ha interessato la pesca di beneficenza a San Polo di Piave. Gli autori hanno le ore contate, sono stati infatti catturati e ripresi dalle immagini della videosorveglianza pubblica, sarebbero almeno in 3. E c'è l'appello anche del sindaco a farsi avanti. E abbiamo attivato subito la polizia locale proprio per cercare di capire con le immagini appunto a disposizione se riuscivamo ad individuare le persone che hanno commesso questo atto davvero vigliacco. Sembrerebbe sì dei ragazzi comunque della zona che hanno già avuto a che fare con le forze dell'ordine. Avrebbero le ore contate gli autori, almeno 3, entrati in azione nella notte tra martedì e mercoledì nell'area della Sagra Paesana al campo sportivo di San Polo di Piave, dove prima hanno scavalcato le recinzioni, poi hanno preso di mira lo stand della pesca di beneficenza, mettendolo a soqquadro e rubando i premi più consistenti, bici e valigie, ma anche piastre per capelli, tritatutto, accendini, come recita la denuncia presentata dalla Proloco in caserma. Nessun ritegno e molta spavalderia, tale da non considerare i tanti occhi elettronici di cui è dotato il territorio e che li hanno di fatto ripresi mentre fuggivano con il malloppo. Se il condizionale è d'obbligo, la visione è ancora in corso, il messaggio è chiaro. Se c'è un po' di buon cuore, se è rimasto un po' di spirito, tra virgolette, comunitario, chiedo loro che si presentino senza che debbano essere presi direttamente poi dalle forze dell'ordine, altrimenti procederemo comunque per quello che è il giusto percorso. A supportare i carabinieri anche la polizia locale con le immagini delle telecamere di San Polo che saranno incrociate alle testimonianze dei volontari. L'altra sera ci siamo accorti che c'erano dei ragazzi comunque che giravano, che osservavano molto bene la pesca, però ovviamente i sospetti sì, ci vengono, ma non potevamo fare nulla. Tanta amarezza perché è una pesca di beneficenza, è pro asilo, quindi i soldi sarebbero andati interamente alla comunità, al paese, all'asilo. Ma un conto è l'inizio della storia, un altro il finale. La pesca può infatti dirsi salva. Ieri sui social appunto è apparso il messaggio che erano venuti a rubare alla pesca e molte aziende, anche tanti privati, ci hanno chiamato, ci hanno offerto dei premi e anche del denaro appunto per ripristinare quello che ci hanno preso. Quindi un grazie di cuore a tutte queste persone. Oggi intanto in Consiglio dei Ministri l'esame del decreto legge per il contrasto a disagio giovanile, povertà educativa e criminalità minorile con provvedimenti che stanno facendo discutere proprio in questi minuti. C'è la conferenza stampa in corso dell'esecutivo che è una conferenza stampa a 360 gradi chiaramente dominata da questo tema. In questo momento sta parlando il ministro Fitto, poco fa ha parlato anche la premier Meloni, quindi avviso orale anche ai minorenni, il divieto di utilizzare il cellulare, la multa fino a 1.000 euro per i genitori dei minori ammoniti dal questore. Non ci sarebbe la stretta sui siti porno, ma sentiamo cosa ne pensano i trevigiani di questo inasprimento delle norme. Dobbiamo dare un segnale, quindi forse l'applicazione in toto di tutto potrebbe essere un'azione molto importante. Quello di sottovalutare ancora di più, perché è un fenomeno che si sta espandendo. Se hanno un po' di timore di essere, di avere multe, di essere incarcerati, magari chissà che si comportino meglio, perché la prima educazione parte dai genitori. Assolutamente no, sono corretta, anzi i cellulari bisognerebbe toglierli un po' di più a prescindere, perché stanno rovinando questa generazione che è sempre attaccata al telefono. Un po' troppo pesante, più avevi i soldi, sia avevi i soldi che per i carceri per i genitori, perché
Il genitore lo manda in carcere per 3 anni, che gli dà da mangiare ai ragazzi? Sta sempre lì. Troppo leggere, perché partendo dalla scuola e dai genitori che ci va dietro, che ha sempre ragione loro, non va bene, non va. No, non sono pesanti, sono giuste, penso che veramente c'è bisogno di più controllo e sanzioni, però sanzioni e farle rispettare le sanzioni, se no... Serviranno poco secondo me, perché tanto o trovano il modo di non pagarle o trovano il modo di avere gli avvocati, cioè ci sono modi per non pagare le multe, tanto in Italia funziona così. Certe cose mi sembrano un po' eccessive, però altre, per esempio l'aspetto scolastico, mi sembra giusto punire chi non manda a scuola i figli. È anche giusto punire questi ragazzi e soprattutto anche i genitori. Adesso sul tempo di 3 anni là sono un po', c'è da discutere perché io non me ne intendo. Troppo lassismo e quindi cose degenerate secondo me. Per me ok, certe multe possono stare, alcune sono un po' troppo pesanti forse, però comunque sono in primis i genitori, che è l'ambito sociale in cui vive il ragazzo, che devono andare a imprimere una certa educazione su quest'ultimo. E vi mostro questi lanci di agenzia. Meloni che dice lo Stato ci mette la faccia, Carlo Nordio, il guardasigilli trevigiano Nordio, che dice carcere per chi non manda i figli a scuola. Il guardasigilli stop alla protesta genitoriale, se il figlio è legato a clan, più facile il carcere per i minori. Nel testo non c'è però l'abbassamento dell'età per l'imputabilità come sembrava in un primo momento. Comunque domani Carlo Nordio sarà a Treviso per le cerimonie dell'8 settembre, vedremo quindi. Ritornerà su questo argomento che è di strettissima attualità, ed è di stretta attualità anche la nuova polemica che riguarda MOM con il presidente Giacomo Coladon, che è pronto a ricorrere alle vie legali per tutelare il buon nome della società. Sullo sfondo c'è il libro denuncia di un ex autista. Io il libro non l'ho letto e non lo leggerò. Questo dipendente era un dipendente MOM, ricordo che era un ex dipendente perché è stato licenziato da MOM. Credo che un dipendente che su 365 giorni ne lavori 50 abbia poco da dire. Eppure di cose ne ha dette, raccontate parecchie. Steno Fenontella, un passato tutto sommato recente in MOM, l'azienda di trasporto pubblico locale della marca, esperienza diventato un libro. Momopoli, il titolo che lascia davvero poco spazio all'immaginazione. Autisti sotto pressione, stanchi, in alcuni casi maltrattati dai superiori. Questo lo spaccato riferito da Fenontella anche attraverso testimonianze anonime. Spazio poi ai questionari su salute psicofisica, malattie professionali, stanchezza cronica, quello che viene definito un mondo nascosto, ma di nascosto per Coladon non c'è nulla. Le polemiche sono a zero, ci sono i sindacati, ci sono tutte le tutele possibili e immaginabili. Io di questo libro non lo leggerò mai, sono accuse che non mi toccano. Questo signore ha ritenuto di fare un libro, meglio per lui, affari suoi. Su una cosa però Coladon non transige, l'onorabilità sottolinea dell'azienda. Anzi, io ho già sentito il legale dell'azienda e vedremo come comportarci, sia verso chi dà questa evidenza a questo signore qua, verso anche questo signore. Questa è la polemica di giornata, ma poi ci sono i fatti concreti. Questa mattina un nuovo servizio tra Campocroce e Treviso. Campocroce, frazione di Mogliano, era da 25 anni che si chiedeva questa corsa e questa mattina c'è stata la prima prova. Si partirà poi ufficialmente con il 13 di settembre. Sicuramente un ottimo traguardo, soprattutto per i nostri ragazzi che frequentano le scuole superiori di Treviso, perché fino a ieri erano costretti ad andare alla frazione vicina con tutti i disagi. È una piccola grande rivoluzione quella che riguarda centinaia di famiglie a Campocroce, frazione di Mogliano, dove da almeno 25 anni si chiedeva un collegamento diretto con Treviso. Fino ad oggi il capolinea è stato San Bugè, in territorio di Preganziol, una manciata di chilometri in tutto che però
sono pesati sulle spalle di intere generazioni di studenti e genitori. La svolta in questi mesi con l'allargamento della strada provinciale 106 sul confine tra i due comuni, 160.000 euro cofinanziati per metà dalla provincia, ma la partita, nessuno lo nasconde, è stata soprattutto burocratica. Dal punto di vista amministrativo è stato un iter molto lungo che ha coinvolto due comuni, la provincia e anche la CAV, la concessionaria Autostrade Venete. Alla fine siamo riusciti a eseguire questa opera di allargamento della SP 106 che ci permette di portare il capolinea fino a Campocroce. Non è un traguardo banale, la logistica è stata segnata in questi anni poi dall'inserimento del passante in questa area geografica, in questo quadrante. Magari sono opere che sono minori in termini di quantità monetaria che muoviamo, di importi finanziari, però dall'altra risolvono tanti problemi dei nostri cittadini. L'avvio ufficiale del servizio dopo la corsa di prova il 13 settembre con l'apertura dell'anno scolastico, per Mom i giorni più intensi. Manca ancora 6 giorni all'inizio delle scuole e già il numero di abbonati arriva a circa 17.000 oggi. Dei 28.000-29.000 soliti, di solito la gente arriva anche all'ultimo momento, quindi siamo molto soddisfatti anche dell'andamento della campagna abbonamenti. A San Fior adesso per l'ultimo saluto all'imprenditore Maurizio Raccanello, morto domenica durante un'escursione sul Monte Sperone in comune di Sospirolo. Non viviamo la vita da spettatori, ha detto il parroco. Sul feretro i simboli della montagna che tanto amava, i rami d'abete e i ciclamini, robusti e delicati insieme, com'è da un istante all'altro l'esistenza stessa. È un uomo forte, volitivo, appassionato della vita che la comunità di San Fior ha detto addio dando l'ultimo saluto a Maurizio Raccanello, l'imprenditore e fotografo titolare della Fotorama di Castello Roganzuolo, morto a 69 anni domenica precipitando durante un'escursione sul Monte Sperone nella zona di Sospirolo. Siamo tutti scossi, tremendamente scossi dalla scomparsa di Maurizio, così improvvisa, così destabilizzante. Amava la montagna, era la sua passione la montagna. E la montagna ti educa, la montagna ti porta in alto, la montagna ti dà un modo di vedere il mondo in maniera totalmente diversa. Perché da lassù davvero fai i conti con la tua piccolezza e capisci che il mondo non ruota intorno a te. La montagna, ha proseguito il parroco, don Domenico Valentino, ti rimette al tuo posto, ma ti fa anche capire che sei parte dell'infinita bellezza del creato. E che non puoi stare con le mani in mano. Ecco, se c'è una parola che penso sia forte, il Signore ci dice oggi, qui sia proprio questo: mettiti in gioco, giocati, non restare fermo a guardare. E adesso mi immagino Maurizio lassù, tra i monti del paradiso. La parola del Signore, così come la vita stessa vissuta da Raccanello, portano con sé un medesimo messaggio. Giochiamoci la vita nel bene, perché c'è tanto bene che possiamo fare e ognuno di noi è chiamato a farlo nel tempo che ha a disposizione. Il feretro lascia la chiesa sulle strofe del Signore delle Cime. La moglie Donatella accarezza la bara, vi posa il viso, poi l'abbraccio con il figlio Marco e con i tanti stretti alla famiglia per l'ultimo viaggio di Maurizio Raccanello. E un lutto colpisce la comunità del collegio salesiano Astori e tanti allievi ed ex allievi che hanno frequentato e frequentano la scuola. È morto a 87 anni don Franco Strazzabosco, storico insegnante di matematica dell'Istituto Moglianese e figura tra le più conosciute del collegio. Sacerdote da 60 anni, salesiano da 70, era malato da tempo. In queste ore sui social tantissimi ricordi non solo di chi lo ha avuto come insegnante ma anche soltanto da chi lo ha conosciuto. I funerali di don Franco saranno celebrati lunedì 11 settembre alle 10 nella chiesa del collegio Astori. E ci sono poi le parole di cordoglio del sindaco di Mogliano Davide Bortolato.
Don Franco è una figura importante che sta nel cuore di tantissimi suoi allievi, di tantissimi moglianesi, una figura a Mogliano molto conosciuta. Ho un ricordo di lui in bicicletta per Mogliano e l'ho incrociato non più di qualche mese fa e abbiamo proprio scambiato anche 2 parole assieme. Io non l'ho avuto come professore, ma lo ricordiamo tutti per il suo spirito, per le sue parole buone per tutti. Era una persona veramente che faceva gruppo, che faceva allegria, e una grande mancanza per la comunità salesiana della Stori e per Mogliano tutta. Faccio le mie condoglianze a tutta la comunità salesiana della Stori e ai familiari di Don Franco. Fra poco, pochissimo, andremo in Cima Grappa e poi a Istrana, subito dopo la pubblicità. Di nuovo in diretta per andare a Cima Grappa e raccontarvi di una cerimonia tutt'altro che simbolica. Un profondo messaggio è partito questa mattina. Da oggi sul Sacrario del Grappa sventola anche la bandiera dell'Ungheria assieme a quelle dell'Italia e dell'Austria. Il vessillo di un popolo che qui ha combattuto e sofferto e che rende onore ai tantissimi soldati che su questo monte hanno perso la vita. 23.000 quelli sepolti nel Sacrario, combattenti dei 2 fronti che riposano assieme, e il luogo della memoria diventa terreno fertile di incontro, di riflessione, di libertà. Qua è stata fatta l'unità d'Italia, sulle spalle e sui destini di centinaia di migliaia di morti. Allora noi siamo qua per onorare quelli che hanno combattuto per l'Italia, ma siccome ognuno combatteva per una bandiera con lo stesso orgoglio, onoriamo anche quelli che hanno combattuto contro di noi. E siamo lieti di aver dato agli ungheresi la possibilità di ricordare i loro morti, che sono stati migliaia e migliaia in queste zone, e di poter vedere sventolare la loro bandiera. Dopo lo scioglimento della monarchia austro-ungarica, una sola nazione, quella austriaca, ha avuto il diritto ad innalzare la propria bandiera, nonostante ci avessero combattuto tantissimi ungheresi che poi di conseguenza hanno perso la vita qua. E noi ci tenevamo molto ad avere questa opportunità e grazie al Ministro e grazie al governo italiano ci è stata data. Ancora una volta sono i soldati che hanno combattuto la Grande Guerra a unire trasversalmente la nostra Europa. Il vessillo ungherese qui testimonia quanto sia ovunque la volontà di ricostruire, la volontà di stare assieme. Il giusto riconoscimento anche alla componente ungarica del esercito austro-ungarico, e quindi che ci sia anche la bandiera ungherese è corretto, così come c'è da tanti anni ormai la bandiera austriaca. Una cerimonia sentita che ha visto la deposizione delle corone d'alloro, prima al monumento ai caduti austro-ungarico, poi a quello italiano. A 105 anni dalla fine del primo conflitto mondiale, l'impegno è quello di mantenere viva la memoria, ha sottolineato il ministro Crosetto, perché sul Monte Grappa si è scritta una delle pagine più importanti della storia italiana. Il Grappa rappresenta il luogo, oltre che sacro alla nostra patria, ma di pace tra i popoli per tutta Europa. Quindi il fatto di andare a ricordare anche eserciti di stati che oggi sono stati indipendenti è un momento bello, e mi auguro che le delegazioni dell'Ungheria siano presenti anche dall'anno prossimo alla prima cerimonia della domenica di agosto. Da Cima Grappa a Istrana per il nuovo Open Day del 51esimo Storm. Il rombo è qualcosa che veramente una cosa che proprio rimane. Mi piacciono le parti storiche, quindi ad esempio il Caproni che abbiamo qui davanti, però certo quelli di ultima generazione fanno sicuramente più effetto. Bellissimo. Vanno velocissimi dappertutto, anche questi molto vecchi che però volano ancora. Occhi aperti, naso all'insù, macchina fotografica e cellulare alla mano. Lo scatto accanto all'esemplare che più affascina, una fortuna poterlo vedere così da vicino, e poi appoggiati alle transenne per ammirare simulazioni di operazione come quelle dei caccia intercettori dell'aeronautica militare.
Nell'anno del centenario dell'aeronautica militare, il 51esimo stormo caccia di Strana torna ad aprire le sue porte. Le operazioni quotidiane del reparto, l'impegno nello sport, i velivoli, dagli storici, qui il Caproni, ai più moderni, il Tornado cacciabombardiere, l'AMX, l'Eurofighter, l'F-35, la quinta generazione. A festeggiare il suo primo anno di comando, compiuto proprio ieri il comandante della base, Emanuele Chiadroni. La professionalità che ci contraddistingue ormai da anni è quello che facciamo tutt'oggi, per cui siamo assetti che esprimono capacità della Forza Armata e quindi dell'Italia. Veniamo impiegati in diversi teatri operativi, la capacità nostra esprimibile con l'Eurofighter, ma anche le altre capacità esprimibili con gli aerei non pilotati, gli aerei da trasporto, gli elicotteri e tutto quello che è aeronautica militare, anche spazio e anche cyber. Erano aerostati 100 anni fa a portare gli uomini nei cieli. Oggi l'Eurofighter raggiunge il doppio della velocità del suono. Il futuro dell'aeronautica militare è legato alla tecnologia, per cui dobbiamo oggi pensare a come l'aeronautica militare dovrà essere tra 10, 20, 30 anni e dobbiamo pensare quali sono le attività che ci interesseranno tutti noi, tutti i cittadini tra tanti anni, e tra questi sicuramente l'ambito cyber e l'ambito spazio saranno due domini dove dovremo essere pronti. Un successo non solo questa giornata, ma tutte le iniziative portate avanti in questi mesi dal 51esimo stormo. 40.000 le presenze che sono state contate. In coda per salire sull'HH 139 del 15esimo stormo di Pratica di Mare, l'ultima operazione di soccorso aereo del velivolo durante il disastro dell'Emilia Romagna. Non solo, aerei utilizzati per garantire la sicurezza dei cieli della NATO si potevano ammirare oggi. Alla base di Strana è stato possibile fare diverse esperienze grazie agli stand allestiti in collaborazione con il territorio. Polizia di Stato, Carabinieri, Vigili del Fuoco, immancabile lo stand del Club delle Frecce Tricolori e dei radioamatori. Per chi si iscriveva era anche possibile partecipare alla simulazione di un'attività addestrativa. Oltre 45.000 persone alla fine parteciperanno all'Open Day di Strana, arrivati da tante parti d'Italia. Io vengo da Trieste. Quindi è venuto apposta? Sono venuto apposta. È veramente performante, ecco. La macchina organizzativa di tutto il 51esimo è stata veramente eccezionale, quindi direi una giornata veramente top. La passione è sempre stata e penso ci sarà sempre, con gli amici del 51, con gli amici anche del 132, ormai siamo tutti una famiglia. È bellissimo questo spettacolo, veramente spettacolare. Io andavo da piccolino ad Aviano e adesso che sono un po' più cresciuto, quando ho la possibilità vengo sempre a vederli. Bellissimi, e anche l'F-35 è bellissimo. Passeggiando tra stand e velivoli ci si poteva imbattere nel leone alato di Vaia, realizzato con il legno degli alberi abbattuti dalla tempesta Vaia, simbolo della forza dei venti. E noi adesso andiamo a Belluno. C'è una nuova vittima della montagna a segnare anche oggi, la triste conta degli alpinisti che hanno perso la vita durante un'estate ormai agli sgoccioli sulle Dolomiti bellunesi. A morire questa volta un'alpinista tedesca di 52 anni che con due compagni aveva scalato la via Giordano sul trapezio della Gazzuoi. La donna stava percorrendo la cengia esposta del rientro quando ha perso l'equilibrio cadendo di lato per una settantina di metri. L'incidente è accaduto attorno alle 15.30, alle 15.40 la chiamata di richiesta d'aiuto dei compagni di cordata al 118 che ha subito mobilitato l'equipaggio sanitario e di elisoccorso di Falco 2 del SUEM. La salma della donna è stata recuperata con un vericello di 50 metri per essere portata al passo Valparola e affidata al carro funebre. 2 ore di sciopero a fine turno domani e un invito alle aziende a devolvere la medesima quota di salario degli aderenti alla protesta al Fondo Provinciale per le Vittime sul Lavoro. L'iniziativa è stata proclamata da CGIL e UIL. È giusto fermarsi, è giusto smettere di produrre, è giusto smettere anche di creare profitto per fare una riflessione che sia vera e non ipocrita. L'urlo forte che noi vogliamo lanciare con questo sciopero, il segnale forte di avere una società unita, quindi
sindacati, aziende, lavoratori, chi controlla, di fare una partita unica e forte per finalmente cambiare le cose. Fermarsi si può e si deve non per una protesta fine a se stessa, ma per portare l'attenzione sulle tutele dei lavoratori tutti e in tutte le aziende. CGIL e UIL di Belluno hanno deciso di proclamare uno sciopero di 2 ore a fine turno domani. La morte straziante di Massimo Crepaz durante i lavori di manutenzione alla seggiovia Padonna 1 e prima ancora le 5 vittime della strage di Brandizzo richiedono un salto di qualità delle forme di lotta. 559 morti sul lavoro, una media di 80 morti al mese. Non è accettabile per un paese civile e non è accettabile per nessuno. Io non posso uscire di casa per lavorare e non tornarci più. Il Veneto, lo dicono i dati INAIL elaborati dall'Osservatorio Sicurezza e Ambiente Vega di Mestre, è al secondo posto per numero di infortuni mortali in Italia. Belluno è maglia nera per incidenza di infortuni e morti sul lavoro. Ridare dignità ai lavoratori e al lavoro, il segnale che lo sciopero vuole dare subito, questa volta in chiave innovativa. Con il salario dei lavoratori. E chiediamo anche alle aziende di devolvere il salario dei lavoratori che parteciperanno allo sciopero per creare un fondo per le vittime, per i familiari delle vittime sul lavoro. Con un pensiero alla prevenzione da concretizzare con un progetto nelle scuole con l'istituzione di una borsa di studio e l'attivazione del fondo Welfare Dolomiti. L'idea ha già incontrato la sensibilità di Confindustria Belluno Dolomiti. Restano sul tavolo i nodi cruciali da sciogliere per una vera cultura della sicurezza. Nuoce anche la mancanza di personale per chi deve fare i controlli sul territorio. Lo stesso Spisal ci dice che è in carenza di ispettori. Prevenzione, formazione, controlli, sanzioni più severe per chi sbaglia. Tu vuoi fare prima, più presto, senza controlli e senza alcuna tutela per la salute. Quindi poi non ci si può indignare o commuovere o esserci tutte le volte che succede il fatto. Bisogna pensarci prima. Ma il fronte sindacale si spacca, la CISL non aderirà allo sciopero. Avevamo detto prendiamoci 48 ore di tempo per costruire questo fondo, chiedendo a tutte le associazioni del territorio datoriali. E invece è stata scelta la via dello sciopero di 2 ore. Il sindacato si spacca e stavolta non per divergenze su un'avvertenza o un accordo. La CISL ha detto no allo sciopero proclamato da CGIL e UIL contro le morti bianche e stavolta la frattura, se possibile, fa ancora più rumore. Per il sindacato guidato da Massimiliano Paglini l'astensione dal lavoro non è stata una scelta opportuna, così come ci sono dubbi sulla eventuale costituzione del fondo in favore dei familiari delle vittime degli infortuni. Non capisco come faranno, non capiamo come faranno a costituire questo fondo, peraltro sì, è un fondo che non è ancora nato e sul quale bisognerà far aggiungere dei soldi perché i lavoratori che sopravvivranno pagheranno le ore di sciopero. Raffreddare gli animi e convogliare le risorse per creare un fondo coinvolgendo le associazioni datoriali del territorio, spiega Paglini, che a nome della CISL ha inviato una richiesta di incontro urgente. Pensiamo che in questo momento si possa fare anche diversamente che solo un semplice sciopero. Fermo il fatto che tra le altre cose che avevamo proposto a CGIL e UIL era quello di una assemblea pubblica che coinvolgesse la cittadinanza. Su questo auspico che ci sia la convergenza unitaria di poterla convocare rapidamente. Resta prioritario per Paglini la tutela della vita dei lavoratori e il riferimento va all'infortunio mortale sul Padonna. Se è vero quello che si sta mormorando rispetto alla vicenda, ovvero che c'è stato un errore di comunicazione tra chi gestiva l'impianto di risalita e gli addetti alla manutenzione, significa che non è stato fatto un minimo di investimento anche rispetto alla comunicazione stessa. Noi abbiamo detto regole più severe sia per quanto riguarda la gestione dei cantieri dove ci sono più soggetti e regole più severe che puniscano i responsabili di comportamenti inadeguati. E noi torniamo alla strage del Comelico di Santo Stefano di Cadore. Dal carcere Angelica Hutter avrebbe dimostrato pentimento e parlato di un guasto all'auto, affermazioni che hanno indignato i familiari delle vittime. Un guasto meccanico. Dalla sua cella nel carcere veneziano della Giudecca, Angelica Hutter, la 33enne tedesca indagata per la strage di Santo Stefano di Cadore, in cui sono morti Marco, il figlioletto Mattia Antoniello e la nonna Maria Grazia Zuin lo scorso 6 luglio, si starebbe giustificando così.
Sarebbe convinta che a causare l'investimento possa proprio essere stato un problema all'auto, che aveva percorso tanti chilometri da ottobre dello scorso anno in poi, tra la Baviera, la Grecia e l'Italia. Una giustificazione che indigna i familiari delle 3 vittime per questo tentativo, scrivono dallo studio legale che li rappresenta, il 3A, di chiamare in causa un guasto e per il suo tardivo pentimento. Finora avevano preferito non rilasciare dichiarazioni, mantenendo un profilo basso, ma leggere queste dichiarazioni per loro è stato troppo. L'eccessiva velocità determinante per le conseguenze della tragedia, scrivono i legali, non dipende da fattori terzi, è inaccettabile addurre come alibi un guasto. Difficile poi dimenticare quel video in cui si sentono i 2 botti fortissimi. Sarà la consulenza tecnica disposta dalla Procura di Belluno ad accertare la fondatezza di questa circostanza. Hanno dichiarato Elena Potente, che quel pomeriggio ha perso il figlio, il compagno e la mamma, e Rocco Antoniello, fratello di Marco. I familiari poi si dicono anche perplessi, se non offesi, in merito ai presunti sentimenti di pentimento e rimorso che la Utter dice di provare e che, dicono, contrastano con la condotta tenuta nell'immediatezza dalla donna, che si è letteralmente disinteressata, chiudendosi nel silenzio come se nulla fosse accaduto. Intanto il periodo di carcerazione preventiva continua in attesa della chiusura delle indagini preliminari. Non è stato presentato alcun ricorso al Tribunale del Riesame di Venezia, che difficilmente avrebbe concesso la libertà, se non altro per il pericolo di fuga. Voltiamo decisamente pagina, parliamo di sport e inclusione, perché conto alla rovescia per la partenza da Cortina di Obiettivo Tricolore. Da Cortina a Parigi, da chi ospiterà i Giochi invernali del 2026 a chi avrà i 5 cerchi olimpici protagonisti tra un anno. 23 giorni di percorso e di emozioni in 25 tappe con 70 atleti paralimpici protagonisti. È Obiettivo Tricolore la grande staffetta ideata da un grandissimo campione come Alex Zanardi per avvicinare attraverso il progetto Obiettivo 3 quante più persone possibile allo sport paralimpico. Questa 4ª edizione, accolta con sincero entusiasmo, partirà il 10 settembre da Cortina d'Ampezzo. Cortina Senza Confini è nata proprio con lo specifico obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica. In che modo? Attraverso eventi e progetti che possano appunto portare ad una condivisione e soprattutto valorizzare l'unicità della persona. Il primo giorno prenderanno il via 3 ciclisti. Faranno tappa a Longarone per 1 minuto di raccoglimento guardando la diga del Vajont, poi subito la seconda tappa fino a Conegliano. Da Conegliano altri 2 atleti il giorno dopo partiranno per raggiungere Caselle d'Altivole. Da Caselle la staffetta si porterà a Noventa Padovana, quindi da Padova si andrà uscendo dal Veneto a Valeggio sul Mincio, per poi arrivare sotto la Tour Eiffel il 1° ottobre. Non ho altri aggiornamenti da darvi né da Belluno né da Treviso, e quindi tutto anche per questa edizione. Vi lascio alle previsioni del tempo. Buona serata. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato, a Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene. Bentrovati al meteo. L'anticiclone domina incontrastato. Anche venerdì 8 settembre non mancherà il bel tempo, ma vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto non si verificheranno precipitazioni, dunque tanto sole come ci mostra la grafica, con cielo sereno e limpido al massimo velato. Le temperature si manterranno stazionarie e piuttosto gradevoli, minime sui 13-21 gradi, massime tra 27 e 30 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà soleggiato ovunque, salvo possibili nubi basse al mattino nei fondovalle, ma in rapido dissolvimento con il passare delle ore. Temperature minime tra 16 e 19 gradi, massime sui 28-30 gradi.
Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove non si verificheranno sostanziali variazioni rispetto ai giorni scorsi, dunque ampio soleggiamento. Temperature minime intorno ai 15-16 gradi, massime sui 30-32 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura,